È giovedì 2 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. E con Marco fra poco andremo a leggere i quotidiani in edicola questa mattina, quotidiani regionali ma anche quelli nazionali. Sono tante notizie che arrivano dalla flottiglia, vedremo quali sono gli sviluppi, ma non solo quello, c'è un gran fermento che riguarda anche il conflitto tra Russia e Ucraina, e poi andremo anche, penso, anche negli Stati Uniti. Comunque c'è tanta roba davvero, però ci occupiamo di fatti siciliani in apertura, perché intanto vi do questa notizia di cronaca. I carabinieri sono intervenuti allo Zen perché sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Ad essere presa di mira un'abitazione di via Emilio Salgari. Resta alta l'attenzione nel quartiere. Negli ultimi mesi più volte polizia e carabinieri sono intervenuti per colpi di arma da fuoco esplosi contro abitazioni e negozi, tra cui qualche centro scommesse. E adesso invece le altre notizie, perché continuano ancora le ricerche a Favara di una donna che è rimasta coinvolta nel fiume di acqua e fango, trascinata dal fiume di acqua e fango, e non si hanno più notizie di ieri dopo il nubifragio. La sua auto era in panne, è stata travolta, come dicevamo, finendo in un canalone. Non ci sono ancora notizie, va nel tentativo anche di un commerciante di salvarlo. Sentiamo Davide Sardo. Momenti di angoscia a Favara, dove si cerca senza sosta Mariella Bello, 38 anni, sposata e madre di 3 figli. La donna è stata trascinata via dall'acqua durante il nubifragio che ha colpito la città. Mariella era alla guida della sua Lancia Y quando ha deciso di fermarsi in Piazza della Libertà. Appena scesa dall'auto, la forza dell'acqua l'ha spinta fino al convogliatore che porta al Fiumenaro, lontano diversi chilometri. Un commerciante ha tentato di afferrarla per salvarla, ma non ci è riuscito. Sul posto lavorano una decina di squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai sommotori di Palermo, ai carabinieri, alla protezione civile e a tanti volontari. Alle ricerche partecipano anche il marito, i familiari e gli amici. Il nostro pensiero è a quella famiglia che vive questo tempo di apprensione, questo tempo sospeso, ma un'intera comunità cittadina che è smarrita di fronte a quanto è successo stamattina in pochissimo tempo. Non è questo il momento delle polemiche, non è il momento delle accuse, è il momento del silenzio. Favara vive ore di grande commozione e attesa, un'intera città col fiato sospeso, unita nella preghiera e nella speranza di ritrovare Mariella Bello. E allora Marco, vengo da te, arriviamo subito ai quotidiani. Il tema è su tutti i giornali, quelli regionali, questo. Esattamente, ma ci sono anche dei riferimenti anche sui giornali nazionali, perché il tema resta ovviamente la notizia di cronaca che abbiamo appena sentito dal servizio del collega Sardo, ma chiaramente c'è anche i risvolti, cioè perché ogni volta che succede un evento climatico di questo tipo in Sicilia si va in difficoltà. Andiamo subito sulla Sicilia proprio, vi faccio vedere questo richiamo in prima pagina. Sulla bomba d'acqua si teme la tragedia a Favara, le strade del paese come fiumi, dispersa mamma di 3 figli, con la foto. Ma ci sono anche, come dicevi tu Angelo, poi dei richiami ovviamente in altri giornali, come ad esempio Repubblica Palermo. Guardate questa immagine, sembra veramente un fiume con le barche che sono in realtà le auto, le strade di Favara trasformate in fiumi a causa del maltempo, donna dispersa, e poi ci sono le altre polemiche perché non c'era l'allerta meteo, per cui su questo chiaramente si è discusso tanto ed è diventata veramente una polemica nella giornata di ieri. Le notizie le troviamo su tutti i quotidiani, come dicevamo, come ad esempio la Gazzetta del Sud. La donna dispersa, la bomba d'acqua, il maltempo killer però è solo un alibi. Ecco l'altro tema, dal tema legato all'allerta, poi si parla dell'alibi, appunto. Il corpo non è stato ancora recuperato, 3 carabinieri feriti sull'autostrada A20, 38 anni, madre di 3 figli, comunità sotto shock, strade allagate, gravi disagi in diversi comuni della provincia di Agrigento. Può essere solo il maltempo, ci si chiede, a portare a queste situazioni. Questa è la pagina interna della Repubblica. Maltempo a Favara
Favara, dispersa donna, il sindaco, mancava l'allerta meteo, si ritorna appunto sulle polemiche legate all'allerta. Marianna Bello aveva appena accompagnato i suoi 3 figli a scuola, ricerche con l'elicottero e i sommozzatori. Vi faccio vedere infine la pagina del Corriere della Sera, perché traccia il quadro anche della situazione meteorologica sull'Italia. Burrasche in arrivo, inizio ottobre con temperature in calo di 10 gradi e si torna sulla situazione in Sicilia. Siamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Nubifragi in Sicilia, dispersa una 38enne e poi venti forti su centro e sud, allerta, lo ricordiamo, gialla per quanto riguarda la Sicilia. Angelo. Bene Marco, fra poco torno da te. Intanto altra notizia, andiamo a Palermo. Le vittime collaborano e scatta un'operazione antimafia nel popolare quartiere della Noce a Palermo. In 2 sono stati arrestati perché tentavano di imporre il pizzo. Si infrange il muro di omertà nel popolare quartiere della Noce a Palermo, dove 3 imprenditori taglieggiati dagli emissari di Cosa Nostra fra maggio e giugno di quest'anno hanno deciso di rompere il gioco del ricatto e raccontare tutto alle forze dell'ordine. Assistiti dagli avvocati dell'associazione Addio Pizzo, i 3 si sono presentati alla polizia ed alla magistratura ed hanno raccontato le richieste estorsive, il rifiuto a pagare e le pressioni da parte di 2 emissari dell'organizzazione criminale che, per rendere più forte la minaccia, raccontavano delle destinazioni delle somme all'organizzazione. In un caso si sono spinti fino a lanciare un bidone di liquido infiammabile negli spazi esterni di pertinenza di una delle attività commerciali a cui volevano prestare pressione per l'estorsione. Un messaggio chiaro: questa volta è soltanto un bidone, la prossima volta gli daremo fuoco. Il racconto e la collaborazione delle vittime ha fatto scattare l'operazione antimafia della polizia, che adesso ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Frangiamore, 53 anni, e di Giovanni Montoro, di 35. Entrambi sono accusati di 3 tentativi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di altrettante attività imprenditoriali attive nel territorio, storicamente controllate dalle famiglie che compongono il mandamento mafioso della Noce. Un territorio nel quale Cosa Nostra continua a voler mantenere il controllo anche attraverso l'imposizione del pizzo. Marco, torniamo da te con i quotidiani. È un tema questo della, in qualche modo, ormai presa di coscienza anche di molti imprenditori che non si diciamo, più piegano al pizzo e hanno fatto per l'ennesima volta diciamo, arrestare i loro aguzzini. E questa, Angelo, è sicuramente la notizia migliore, quella che hai dato tu, cioè il fatto appunto che gli imprenditori non si piegano, gli imprenditori lavorano e vogliono il rispetto chiaramente del loro lavoro. E allora andiamo, vi faccio vedere 2 pagine, dopo il racconto del servizio di Maglio Viola. Qua siamo su Repubblica Palermo. Se non paghi subito ti finisce male. Non è facile, ecco, non è facile rispondere in un determinato modo quando arrivano queste minacce, perché si pensa ovviamente ai problemi che ne possono scaturire. Invece no, 2 imprenditori e un commerciante hanno svelato le richieste degli uomini del clan, l'operazione di squadra mobile Sisco, e dunque 2 arresti alla Noce dopo le denunce. Sarebbe bello che queste notizie diciamo che vengono riferite dai quotidiani, come vediamo questa della Sicilia, diventassero una costante. Minacce e richieste di pizzo, 2 arresti, tentate estorsioni, in carcere 2 pregiudicati incastrati dalle denunce di imprenditori e commercianti. Almeno 3 gli episodi contestati. Sentite le richieste, le abbiamo sentite anche nel servizio: 1.500 euro a Pasqua e 1.500 euro a Natale. In sintesi, le vacanze, le feste pagate dal lavoro degli altri. Adesso a Catania, perché sono stati assunti 100 nuovi vigili urbani per consentire un maggiore controllo del territorio. La stessa cosa però non avviene a Palermo. Questa assunzione di nuovi vigili urbani slitta perché il Comune non ha ancora approvato il bilancio consolidato che è necessario proprio per la loro emissione in organico.
Si rafforza la sicurezza a Catania con 100 nuovi vigili urbani in azione sul territorio. Le aggressioni violente culminate con 2 omicidi, la movida senza controllo nel centro storico da mesi hanno fatto alzare l'allarme sulla vivibilità in città. Il potenziamento della polizia locale segna un passo in avanti nel contrasto alla mancanza del rispetto delle regole. Più presenza del centro alla periferia sarà garantita dai nuovi vigili che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato per 30 ore settimanali. Un fatto molto importante per la città di Catania, ha detto il sindaco Enrico Trantino. Si tratta di risorse indispensabili per la nostra comunità. L'ingresso degli agenti colma in parte le carenze di organico della polizia locale, che adesso può contare su 400 unità. Altra storia a Palermo, dove slitta ancora l'assunzione di 100 vigili urbani perché si deve attendere il bilancio consolidato per immetterli nell'organico. Si dovrà ancora aspettare 2 settimane, quando il Consiglio Comunale dovrebbe approvare il consolidato che permette l'assunzione negli enti pubblici. Il paradosso è dovuto anche al ricorso alla graduatoria, che ha selezionato 210 idonei, meno della metà accettato, e così si è dovuto ricorrere a quelle esterne. Tanto che Taranto ha dato la disponibilità per 20 nuovi vigili. Questo vuol dire che si dovrà bandire un altro concorso. Allora, buone notizie per quanto riguarda un po' di sicurezza in più nelle città. A Catania, a Palermo si dovrà aspettare ancora qualche settimana, però speriamo bene. Ma d'altro canto era quello che hanno chiesto, no? Incessantemente anche i primi cittadini delle varie città negli incontri che si sono svolti nelle prefetture. Andiamo sulla pagina interna della Sicilia di Catania con questo articolo proprio sui 100 agenti reclutati. Sono entrati in servizio, ovviamente tutto ciò può portare a più controlli e a una maggiore sicurezza, quello che in realtà chiedono i cittadini che sono stanchi in questo senso e vogliono vivere la propria città serenamente. Salgono così a quota 400 le unità operative sul territorio. L'assessore Lombardo dice: in 8 mesi abbiamo portato a termine 180 assunzioni e chiaramente questo speriamo ovviamente possa portare a una maggiore sicurezza proprio per i catanesi. Angelo. Grazie. Allora, adesso invece torniamo a occuparci dello scandalo sulle presunte mazzette all'ASP di Palermo, perché arriva in commissione regionale proprio questo ultimo scandalo. Sono stati convocati i dirigenti dell'ASP 6. Compariranno davanti alla Commissione regionale antimafia il prossimo 8 di ottobre gli attuali dirigenti dell'ASP 6 di Palermo, il direttore sanitario e quello amministrativo, che reggono l'azienda, uno dei quali anche ad interim in assenza del direttore generale. Sono stati convocati dopo l'ultimo scandalo scoppiato con l'arresto di Mario Lupo e Francesco Cerrito, l'ultimo dei quali dirigente di servizio proprio dell'ASP, sorpresi durante un passaggio di denaro nascosto in una bomboniera. La Commissione vuole capire le procedure che riguardano i dirigenti ASP, dal momento che per difendersi uno dei 2 accusati ha sostenuto che non si trattasse di una tangente, ma di regalie che sono ammesse dal regolamento dell'azienda sanitaria. Intanto la SAMOT, una delle 2 associazioni di assistenza ai pazienti di cui si occupava il commercialista Mario Lupo, che si è dimesso, prende le distanze dal comportamento personale proprio di Lupo e respinge le accuse di scarsa trasparenza emerse sui giornali in questi giorni. In particolare taccia come impossibile l'accusa di doppia fatturazione mossa dalle ricostruzioni presenti in alcuni articoli di stampa. Per quel che riguarda l'inchiesta, continuano ad emergere dettagli su 1 anno circa di pedinamenti e intercettazioni a carico dei 2. Dimmi quando tu verrai era la canzone che faceva da parola d'ordine fra i 2 per annunciare l'arrivo di un pagamento. Dettagli che aggiungono più colore e folklore che elementi di inchiesta. Marco, allora, adesso torniamo ai quotidiani regionali, ripartiamo dal nostro sito, da Sicilia Web. Ripartiamo proprio dal nostro sito con la nuova veste anche del nostro sito e con le notizie che ritroviamo all'interno di cronaca. Questa ad esempio, che è l'apertura in questo momento, tenta di scavalcare il cancello dello stadio, precipita e muore. Successo a Gioiosa Marea, provincia di Messina, un tecnico di calcio che ha perso
perso l'equilibrio, è caduto nel vuoto e ha perso poi la vita. Le notizie che vedete qua, come quella sui nubifragi sulla Sicilia, dispersa una donna, un'auto dei carabinieri che si ribalta, ma vi faccio notare anche all'interno del nostro sito i servizi dei nostri TG in evidenza, e poi tutte le altre notizie, chiaramente compresa anche quella dei vigili del fuoco che avevamo trovato in precedenza. Ritorniamo invece sulle pagine dei quotidiani. Abbiamo visto le prime pagine della Sicilia, le prime pagine di Repubblica, soprattutto per quanto riguarda ciò che è successo a Favara. Andiamo adesso su Gazzetta del Sud per farvi vedere i titoli principali. La flottiglia, ne parleremo tantissimo fra poco, fermata dalle forze israeliane, e poi ci sono le altre notizie, come ad esempio appunto la bomba d'acqua nell'Agrigentino con il primo nubifragio e l'ennesima vittima, dispersa una 38enne, madre di 3 figli, e quello che vi abbiamo letto in precedenza dal nostro sito: scavalca il cancello dello stadio, muore il vice allenatore del Gioiosa, tragedia assurda. Il 62enne Leo Scaffidi si chiamava, perde l'equilibrio e cade nel vuoto. Restiamo su Gazzetta del Sud per darvi altre notizie legate ad esempio alla regione. Stiamo parlando di politica e della solita la polemica legata alle nomine, la sagra delle nomine, nuova infornata di consulenti. L'assessore Coglianni aveva ripescato anche Giancarlo Migliorisi, lambito, non indagato, da un'inchiesta sullo spaccio di cocaina, ma le reazioni negative del governo Schifani hanno bloccato la scelta. Indennità di dirigente alla figlia dell'ex ministro Cardinale, spazio anche a 2 messinesi. Questo è sulle pagine interne di Gazzetta del Sud. Ma troviamo anche le notizie legate alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che qui leggiamo nel titolo: succursale di Palermo. Il segretario della CISL, Antonina Librandi, è lo scenario previsto dalla nuova rete sanitaria, ma così si rischia di spingere il bambino Gesù ad andare via dalla Sicilia. Per questo siamo preoccupati. Il governo Schifani nella delibera ha scelto come hub l'ospedale civico del capoluogo regionale, per cui chiaramente ci si interroga e ci si domanda ancora del destino, ci si chiede del destino della situazione legata appunto alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La Procura ha aperto un'inchiesta sui contributi Sud chiama Nord. Abbiamo sentito, la Guardia di Finanza e la Compagnia di Taormina starebbe svolgendo accertamenti nel comune ionico dopo alcune denunce, ma a quanto pare il fascicolo è gestito dai magistrati da diversi mesi a Messina. Nell'indagine sarebbe confluita anche la denuncia di un imprenditore che si sarebbe visto chiedere un contributo per una pratica. Ritorniamo però sulla pagina che abbiamo visto poco fa della Sicilia, legata ai nuovi vigili urbani che torneranno sulle strade di Catania, perché ci sono altre notizie proprio in quella pagina che vi vogliamo leggere, legate soprattutto alla tassa di soggiorno, che sta diventando molto importante per la città di Catania, e racconta anche di una città che ritorna centrale per quanto riguarda le visite dei turisti. E allora andiamo sulla pagina che vi dicevo per parlare di questo. Tassa di soggiorno da gennaio costerà di più. È stato discusso in commissione il regolamento e adesso dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale. E allora leggiamo nell'articolo della collega Maria Elena Quaiotti: la tassa di soggiorno si conferma una vera e propria miniera d'oro. Il 2025 si chiuderà con un incasso che si aggira, pensate, sui 4 milioni di euro, in crescita del 20% in più rispetto al 2024. Crescita dunque del 20%.
10%. Dunque perché non ottimizzarla ulteriormente? In effetti dal 1 gennaio 2026 sono in vista ritocchi al rialzo, specie per le tariffe più basse, ad esempio quelle per le cosiddette locazioni brevi, che dal 2019 sono ferme a 2 euro al giorno per i primi 4 giorni di visita appunto e di permanenza nella città di Catania. Questo è un dato importante, vi dicevamo, che racconta della situazione attuale per quanto riguarda Catania a livello turistico, anche della possibilità per le casse comunali di essere rimpinguate adeguatamente proprio con questa tassa di soggiorno che sappiamo per chi viaggia essere molto alta in tante città, soprattutto del nord Italia. Andiamo a vedere poi ancora sulle pagine di Gazzetta del Sud, ci occupiamo di un'infrastruttura importante, ormai lo sapete, se ne discute da tempo, si dovrebbe arrivare alla realizzazione, ma intanto si parla ad esempio delle opere ferroviarie legate al ponte, con il sindaco di Messina che ora alza i toni in un documento di 60 pagine le osservazioni al progetto preliminare di Trenitalia, il cui comportamento viene stigmatizzato perché sono stati azzerati quelli che sono i più semplici rapporti politici ed amministrativi. Questo è un tema a cui si fa molta attenzione, lo ricordiamo perché certamente il ponte è un'infrastruttura che può determinare un cambiamento per quanto riguarda la Sicilia, ma è necessario anche che venga accompagnato da altre infrastrutture all'interno della nostra regione. Vi faccio vedere ancora invece per quanto riguarda l'energia, la pagina interna della Sicilia. 2 aziende che si dividono il mercato per la ricarica green della Sicilia. Vince Eni. Stiamo parlando delle batterie. Asta Terna, ecco l'esito provvisorio, non c'è il progetto Bestia da 3 miliardi a Catania, indigesto alla regione. Guardate i numeri di questa asta perché sono importanti da leggere. 18.816 euro megawattora per anno il prezzo massimo offerto in Sicilia, mentre il prezzo medio è di 15.846 euro. Ci vogliono 500 megawatt all'anno, per ora è la capacità necessaria, per cui questo è un tema che resta importante, lo è a livello planetario, lo sappiamo per quello che succede ad esempio in Ucraina con tutto ciò che appunto determina l'approvvigionamento di energia per tutta l'Europa, lo diventa anche per la nostra regione. Uno sguardo infine alle pagine sportive per darvi le parole che avete sentito anche nei nostri telegiornali di Grella ai giovani siciliani, cancellata la parola equilibrio, confronto con gli studenti, è stato un incontro con l'associazione diplomatici, Grella ha detto attacchi esagerati nei confronti di Toscano, per questo abbiamo ufficializzato il rinnovo, la fiducia sarà ripagata 3 volte. Il vicepresidente durante l'incontro: abbiamo costruito una squadra completa, il nostro obiettivo è vincere il campionato. Queste le parole del vicepresidente del Catania. Mentre invece ci sono le considerazioni, le troviamo su Repubblica Palermo, dopo la prestazione non proprio esaltante del Palermo contro una squadra forte come il Venezia, ma un Palermo che ha fatto dei passi indietro, e soprattutto c'è Brunori a secco di gol, che però non preoccupa Inzaghi, che dice lo sto vedendo bene. Il capitano del Palermo in questo campionato non ha ancora segnato e le statistiche lo vedono lontano dall'area di rigore. Un po' il problema che abbiamo notato nel Catania, l'ha notato anche Toscano, di una squadra che si deve avvicinare di più all'area di rigore per riuscire a colpire. Stesso discorso lo vediamo al Palermo con Brunori, uno che di professione appunto i gol li ha sempre fatti. Il tema dei gol è importante perché le partite si vincono chiaramente facendo gol, e dobbiamo anche dire che in questo momento il Catania in particolare, mentre il Palermo ha una certa abbondanza lì davanti, il Catania forse
vive una situazione, diciamo, in questo momento senza forze, anche se ci potrebbe essere qualche recupero importante, ma la situazione lì davanti non è idilliaca. Esattamente. Vabbè, questo è un tema che affronteremo magari in altre sedi e non questa mattina, a partire anche dal nostro telegiornale, dai nostri telegiornali di oggi. Adesso, come ogni mattina, diamo uno sguardo alla situazione viabilità, traffico. Siamo in via Vincenzo Giuffrida e complice la giornata uggiosa, vedete anche il manto stradale leggermente bagnato, il traffico è piuttosto intenso sia in entrata che in uscita dalla città di Catania, perché qui siamo a Catania. Altra arteria importante per la viabilità cittadina di Catania è la circonvallazione. State vedendo il traffico piuttosto a rilento con le code lungo viale Odorico da Pordenone. Siamo all'altezza del Tondo Gioieni, dove il traffico è particolarmente rallentato. Adesso dalla viabilità andiamo a vedere qual è la situazione, ma l'Etna stamattina non la vediamo proprio perché c'è praticamente una nuvolosità piuttosto importante che porta anche pioggia, quindi stamattina almeno dal punto di vista di osservazione di Catania non la vediamo, e non la vediamo neanche da Taormina, se non in maniera molto tenue, nascosta, perché anche qui le nuvole sono piuttosto importanti e preponderanti. Il golfo di Taormina ci dà uno spaccato di una giornata esattamente non solare, ricca di sole, ma assolutamente uggiosa. Oggi è prevista un'allerta gialla, fra l'altro, nella nostra regione. Adesso ci fermiamo, facciamo una breve sosta, dopo torniamo di nuovo ai quotidiani, stavolta quelli nazionali e internazionali, con Marco Carli, che ci mostrerà anche qualche sito online per gli ultimi aggiornamenti da quanto avviene in realtà anche sulla vicenda Flottiglia. A fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, e adesso, come anticipato, andiamo da Marco Carli per le notizie di carattere nazionale e internazionale. Vedo alle tue spalle già sull'Edward il tema della flottiglia e la mappatura di come si muovono e che cosa sta succedendo in mare, diciamo così. Perché, Angelo, è il tema dominante, è stato il tema dominante della giornata di ieri, lo sarà sicuramente della giornata di oggi e anche di quella di domani, perché ci sono degli sviluppi in Italia, perché è stato indetto uno sciopero generale che partirà per taluni comparti anche dalla serata di ieri, dalle 21 di oggi fino alle 20:59 di domani. Che cosa sta succedendo in mare al largo delle coste di Gaza City? L'abbordaggio da parte di Israele e dei militari israeliani di alcune delle imbarcazioni della flottiglia. Qualcuna continua a navigare. Ovviamente tutto questo ha creato delle reazioni, soprattutto in Italia. Vi abbiamo detto dello sciopero generale, ma ci sono state anche delle manifestazioni spontanee che sono nate nella nottata di ieri, nella tarda serata di ieri, e che hanno coinvolto tutte le città più importanti, da Roma a Milano fino a Palermo. Andiamo proprio sul sito che vi faccio vedere della flottiglia, perché qui vediamo tutti i nomi delle varie imbarcazioni. Chiaramente quelle col pallino rosso, con la scritta Intercepted, significa appunto che sono state abbordate, mentre Sailing significa che stanno ancora navigando, chiaramente per non si sa, perché guardate qua, se allarghiamo la mappa, si vede chiaramente tutto quello che sta succedendo. I pallini rossi sono le navi che sono state intercettate, che sono state abbordate, mentre invece quelle azzurre sono quelle che stanno continuando la navigazione. Questo sta succedendo al largo di Gaza. Sì. Qualcuna sta cambiando anche direzione. Esattamente, ce n'è qualcuna che ha cambiato in questo momento. Evidentemente non ci sono le condizioni per poter proseguire, diciamo,
Vi faccio vedere anche dove è il porto di Ashdod, che è questo, lo vedete sulla destra, è il porto dove arriverebbero le navi, le imbarcazioni che sono state abbordate, per poi arrivare al rimpatrio che secondo Tajani dovrebbe essere operativo a partire da 2 o 3 giorni. Per cui questa è la situazione presa al momento rispetto a ciò che sta succedendo al largo di Gaza City. Andiamo sulle pagine invece dell'ANSA per farvi vedere anche il live stream della Global Sumud Flottiglia. Ci sono durante la notte c'erano anche 3-4 video insieme perché facevano vedere le varie imbarcazioni. In questo momento, fino a qualche minuto fa, si è rimasti sulla Fair Lady, una delle imbarcazioni che ha, lo leggete anche qui sulla destra in questa scritta in rosso, ha dei problemi tecnici, per cui questo è ciò che troviamo sui siti legato appunto alla flottiglia. Ti posso dare un aggiornamento dall'agenzia ANSA? Scrive che i passeggeri di Hamas Sumud sul loro yacht stanno viaggiando sani e salvi verso Israele. Esatto. Scrivono dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute. Questo lo scrive il ministro degli esteri israeliano sul social Xi. Quindi diciamo che c'è un aggiornamento rispetto a quelle che sono già state le imbarcazioni bloccate e già praticamente ferme, non vanno più avanti, sono state dirottate e verranno presto rimpatriati. E poi le persone che sono all'interno verranno ovviamente rimpatriati, perché verranno rimpatriate, e succederà anche agli italiani. Al momento sono 22 quelli che sono sulle varie barche che sono state intercettate da parte di Israele. Si torna su questo argomento, chiaramente abbiamo visto un po' la situazione in diretta, ma leggiamo anche quello che arriva dai giornali, dai quotidiani. Sul Corriere della Sera il titolo è questo: Israele che abborda e blocca la flottiglia, blitz a 70 miglia da Gaza, rispettare le persone, Meloni sono irresponsabili, non pensano ai palestinesi, e intanto l'opposizione attacca, fermati gli attivisti verso l'espulsione, come abbiamo detto in precedenza, proteste e cortei nelle città, la CGIL indice, anche questo ve l'abbiamo raccontato, lo sciopero generale. Ma c'è chiaramente anche il piano per la pace, Hamas che chiede modifiche su 3 punti, e qui c'entrano, lo ricordiamo, anche gli Stati Uniti. A proposito di Stati Uniti, lite sul bilancio con Trump che parla di licenziamenti. Ma restiamo sul Corriere della Sera per farvi vedere alcune pagine interne, ad esempio questa, sui soldati a bordo e gli idranti, il blitz che ferma la flottiglia, le imbarcazioni bloccate a 70 miglia da Gaza, con Tajani che dice gli attivisti saranno portati ad Ashdod. Vi abbiamo fatto vedere anche dov'è questo porto, territorio israeliano, lo ricordiamo, ed espulsi. Poi invece ci sono anche le notazioni politiche, per cui ad esempio Meloni, che è impegnata in un vertice dell'Unione Europea, ne parleremo anche a Copenaghen, l'accusa di Meloni irresponsabili, questo leggiamo sempre su Corriere della Sera, non c'entra la questione umanitaria. L'attacco prima del blitz, Schlein, abbordaggio illegale, il governo tuteli gli attivisti. Queste le posizioni, le vedremo anche su alcuni titoli dei quotidiani abbastanza diverse ovviamente. Questo invece è il tema che vi dicevamo prima di Copenaghen, bello però, notavo la bellezza del posto, diciamo, fare un vertice in un salone di questo tipo non è una cosa da poco, però si parla di temi importanti, droni e allarme all'Unione Europea e guerra ibrida, ma i paesi si dividono sul muro, lo scudo antidrone, attenzione. Anche se comunque la Danimarca, uno dei primi paesi esatto. ad annunciare che provvederà ad abbattere eventuali droni che dovessero sorvolare lo spazio aereo. Lo spazio aereo, questo è un tema sicuramente importante. Non dimentichiamo il fianco sud
Sud della NATO, dice Meloni, coinvolgere i ministeri della difesa. Ritorniamo sul discorso flottiglia, perché ci sono alcuni giornali che riportano come sempre la notizia, esempio Repubblica. Il tema e il titolo è questo: Israele ferma la flottiglia. Poche parole, appena 4, per dare la notizia semplicemente. La Marina Militare abborda a 70 miglia da Gaza la missione umanitaria intenzionata a rompere il blocco navale, idranti, esplosioni e barche sequestrate. Come però si va avanti in questa notizia? Vi dicevamo che poi c'è la situazione che alla flottiglia si lega per quanto riguarda invece la nostra nazione. Per cui, ad esempio, su Avvenire leggiamo il finale in alto mare, sale la tensione nelle città tra proteste spontanee e nuovi scioperi. Questo è ciò che succederà e che è già successo in Italia. Tant'è vero che il manifesto titola Assalto nel buio, ma poi torna su ciò che succederà. A 80 miglia da Gaza, calato il sole, Israele attacca, gli equipaggi non oppongono resistenza e vengono arrestati. I governi non protestano, ma il movimento di solidarietà con la Palestina riparte da subito. E allora vi porto ad esempio sulla Stampa, perché questa è la notizia legata a ciò che abbiamo sentito. L'Italia si blocca, le prime navi abbordate da Israele, Greta lo ricordiamo tra i fermati, i sindacati domani lo sciopero con Salvini che pensa di precettare questo sciopero, per cui le polemiche continueranno. Anche se dobbiamo dire che, scusami, in questo momento lo sciopero è stato annunciato dalla CGIL, dai sindacati di base. Gli altri sindacati non hanno annunciato al momento, finora non vediamo dalle agenzie che ci sia una richiesta di scioperare. Ma questo tema però, Angelo, resta praticamente su tutti i quotidiani, perché lo troviamo ad esempio sul Giorno, scontro sullo sciopero, reazioni allo stop delle navi in mare, manifestazioni nelle piazze, stazioni e scuole occupate, CGIL e USB, domani lavoratori fermi, e Salvini che vuole precettare. La Premier parla di attivisti irresponsabili. Per cui vedete che i titoli sono più legati a ciò che sta succedendo in Italia rispetto a quello che sta succedendo al largo di Gaza, come ad esempio sulla Verità. Anche in questo caso c'è il titolo: i sindacati che bloccano l'Italia, la CGIL è costretta a inseguire l'USB, domani sciopero generale improvviso. Chiudiamo questa parte legata alla flottiglia, anche questa parte di rassegna stampa, con gli altri titoli, quelli più forti, diciamo, quelli più indirizzati anche a livello politico, chi è contrario e chi è favorevole all'operazione della flottiglia. Per cui, ad esempio, sul Giornale, questo è il titolo che troviamo: la farsa è finita. La spedizione antisionista, così chiamata dal giornale, la Marina di Israele abborda le navi Propal, scortati a riva e poi definitivamente espulsi. Un titolo di questo tipo lo troviamo anche su Libero, anche ancora più pesante, pressante sotto l'aspetto del diciamo giudizio. Anche ironico da questo punto di vista. Ironico. Crociera finita. Questo è il titolo di Libero, con la sinistra che starnazza. Ma come sempre vi facciamo vedere anche i titoli che troviamo legati a ciò che si pensa dall'altra parte praticamente. Ad esempio sull'Unità, grazie fratelli della flottiglia. Questo è il titolo: attaccati nella notte dalla Marina israeliana a 75 miglia da Gaza, il coraggio della non violenza contro il diritto del più forte. Questo leggiamo su Unità, e anche su La Notizia, questo è il titolo principale: fermate illegalmente in acque internazionali da Israele e Netanyahu colleziona un altro crimine. Ecco come appunto la notizia di ciò che è successo ieri nella tarda serata per quanto riguarda l'Italia viene letta dai vari quotidiani italiani. Grazie Marco. Ricordiamo che quell'area lì è una zona di guerra e quindi va tenuto conto che la situazione è complicata davvero da gestire a tutti i livelli. Noi ci dobbiamo fermare appena
per qualche minuto, dopo torniamo e cominceremo ad ospitare i nostri ospiti del mattino. Cominceremo con la lotta alla violenza di genere. A fra pochissimo. Buongiorno Sicilia, adesso è il primo ospite della nostra mattinata, do il benvenuto al dottore Salvatore Montemagno, buongiorno, che è dirigente della divisione anticrimine della Questura di Catania. Perché è importante che anche le forze di polizia contribuiscono a cambiare la cultura, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla violenza di genere? Si deve cominciare fin da piccoli a educare i nostri ragazzi. Per questo c'è questo nuovo progetto che si chiama Progetto Rispetto, che viene realizzato per portare questi elementi di educazione basilare anche nelle scuole. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Sì, oggi sono stato chiamato a parlare di questa nuova iniziativa che la Polizia di Stato, e in questo caso in collaborazione con la Fondazione Conad TS, che fa capo appunto alla diciamo più nota rete di aziende appunto di grande distribuzione, hanno voluto diciamo realizzare a maggio di quest'anno, siglando un protocollo. Questo protocollo ha appunto ad oggetto una collaborazione finalizzata a stimolare diffondere la cultura del rispetto e appunto finalizzata appunto questo rispetto al contrasto alla violenza di genere appunto in generale, ma nel particolare alla violenza contro le donne. Essenzialmente chi sono i destinatari di questo progetto? Di questo progetto sono destinatari sono le scuole, sono gli insegnanti, gli studenti e le famiglie. E al centro di questo progetto c'è la realizzazione di una piattaforma, di un link accessibile, di un portale accessibile a tutti, i cui contenuti naturalmente sono stati approvati dalla Polizia di Stato e sono stati vagliati dalla Polizia di Stato, in cui è possibile accedere soprattutto per quanto concerne gli insegnanti, perché si è compreso, ma già da parecchio tempo, che il fenomeno del contrasto alla violenza di genere, alla violenza sulle donne in particolare, deve necessariamente passare dall'età scolare. Diciamo dalla prima infanzia. Bisogna nuovamente inculcare questi semi, piantare questi semi fin dall'origine, per sicuramente far comprendere quanto fondamentale sia il rispetto dell'altro, l'uguaglianza, che uno dei modi sicuri per cercare di contrastare questo fenomeno, che diciamo in Italia ha visto nel 2024 circa 100 donne assassinate nella maggior parte dei casi da uomini che facevano parte della cerca di amicizie della famiglia, persone vicine. Stiamo vedendo, abbiamo visto appena proprio la locandina di questo progetto, che è una sorta di patto di responsabilità in qualche modo, cioè è una presa di coscienza che esiste il problema, allora questa responsabilità ci porta a stare accanto ai nostri ragazzi e fare un cammino insieme fatto nella legalità. Assolutamente sì, è una responsabilità. Il problema non è soltanto dei ragazzi o degli adulti, è un problema che deve essere affrontato tutti insieme. Noi dobbiamo fornire da adulti ai ragazzi gli strumenti per poter riconoscere la violenza, per poter apprezzare quello che è il rispetto, l'uguaglianza, l'empatia nei confronti degli altri, nei confronti di tutto ciò che in base a degli stereotipi che ormai sono diciamo superati, viene considerato diverso. Quindi l'idea del diverso è quello che bisogna sicuramente, l'idea è quella che bisogna battere per cercare di sconfiggere questo fenomeno.
Il progetto Rispetto, naturalmente, per quanto concerne la Polizia di Stato, si inserisce nel solco di una campagna permanente che ormai va avanti dal 2016. Che possiamo anche fare vedere adesso. Che questo non è amore, che vede la polizia protagonista costantemente all'interno delle scuole, sulle piazze, unita insieme con la collaborazione delle associazioni antiviolenza, che sono comunque operanti sul territorio e che sono di fondamentale importanza per accogliere le donne, e quindi si può dire che sia comunque una prosecuzione di questa nostra campagna. Ci sono dei numeri di riferimento che ricordiamo, sono il 1522 che è quello di consulenza antiviolenza e anche per lo stalking, e poi c'è il 112 che è il numero c'è l'112 del numero unico di emergenza, che sicuramente è il primo numero da attivare. Offriamo come Polizia di Stato un'applicazione che abbiamo detto, di cui ho parlato più volte, l'applicazione YouPol, che è scaricabile sia da dispositivi iOS che Android, che ti permette di fare segnalazioni di qualunque forma, anche in forma anonima, e in particolar modo per quanto concerne appunto la violenza di genere, anche casi di violenza all'interno delle famiglie, ma anche sulla pubblica via. Dottore, questa piattaforma a cui prima faceva riferimento lei è una piattaforma sì che mette a disposizione anche strumenti, materiale didattico gratuito, anche delle guide pratiche, sì, diciamo così, ma non è soltanto questo, perché chiaramente per fare in modo che i ragazzi possano acquisire, diciamo così, questa nuova cultura, servono anche degli interventi pratici. Serve qualcosa che consente ai ragazzi di entrare a contatto con quello che è il nuovo modo anche di vivere l'affettività, ma di vivere anche il rapporto con tutti gli altri. Ma infatti sono previsti degli workshop all'interno delle scuole, la nostra presenza sarà comunque costante, anzi aumenterà sicuramente. Giorno 25 novembre prossimo, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, verrà proiettato un docufilm con testimonianze dirette di donne che hanno subito violenza e che comunque sarà accessibile da questo portale. Quindi per cercare di stimolare quella che è la reazione dei ragazzi, si è ritenuto appunto che non possa essere sufficiente soltanto la parola, fermo restando che la parola è molto importante. Se è costantemente ripetuta e se è costantemente inculcata nella nostra, se entra a far parte nuovamente, probabilmente dico nuovamente, ma nella nostra cultura, cioè lo sforzo sinergico da parte delle istituzioni, chiamale scuola, chiamala famiglia, chiamala Polizia di Stato, qualunque altra forza di polizia, è necessario per cercare di far cambiare quella che è la visione delle persone nei confronti di un qualcosa che si considera diverso. È un discorso un po' più generale che non riguarda probabilmente soltanto la violenza di genere. In questo senso vi viene d'aiuto anche un cortometraggio, chiamiamolo così, che è stato realizzato appositamente, è un docufilm che è uno strumento di educazione. Assolutamente sì. Perché mostra i segni della violenza, raccontati da chi l'ha subita. Questo è le testimonianze in questo senso, prima le diceva a scuola, ma anche raccontate, sia pure in mezz'ora, in 35 minuti, quello che sarà il tempo, consentono una presa di coscienza diretta di tutti noi, attenzione, non solo dei giovanissimi però per il futuro. Assolutamente sì, dei giovanissimi, dei genitori, dei giovanissimi, perché se quello che viene insegnato nelle scuole arrivato a casa viene sovvertito, il giovane, il bambino, il ragazzo, l'adolescente non comprende più quale sia la strada da seguire. Quindi la nostra responsabilità è duplice, e sia a scuola per insegnare loro quelli che sono i valori fondamentali, e poi a casa, perché comunque a casa ci sono gli esempi molto spesso che contrastano con gli insegnamenti. Allora, siamo quasi in chiusura, ricordiamo che c'è la possibilità anche, a supporto per una diffusione, come diceva lei, c'è questa rete della grande distribuzione che consente in qualche modo di poter avere in maniera diretta
tutti questi strumenti. Sì, l'impegno di Conad è anche quello di approfittare appunto della territorialità, della diffusione capillare sul territorio con i loro centri di distribuzione, dove sarà possibile prendere anche contatto con le brochure, ma anche con delle vere testimonianze, perché tra gli obiettivi di Conad c'è quello anche del reinserimento della donna che ha subito violenza in ambito lavorativo, cosa che diciamo è uno dei motivi per cui molto spesso la donna che subisce violenza non denuncia, è proprio quello del timore di non potercela fare senza non avere l'indipendenza economica. Non avere l'indipendenza economica. Quindi in questo progetto è anche previsto che la donna che ha subito violenza e che non ha una sua autonomia da un punto di vista economico possa essere avviata al lavoro e quindi ad un'autonomia non soltanto economica ma anche di pensiero. Noi siamo sempre attenti, consideri che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è dal 2010 che si occupa di atti discriminatori, avendo realizzato già un osservatorio centrale che è l'OSCAD. Come autorità di pubblica sicurezza, il questore, abbiamo una serie di misure che sono delle misure di prevenzione, che sono essenzialmente note come ammonimenti, che hanno un effetto sicuramente deterrente nei confronti dell'autore della violenza. Lo scorso anno ne abbiamo prodotto qui a Catania circa 400, che sono una punta di un iceberg di quelle che sono le segnalazioni che sono arrivate, sono pervenute sia alla Polizia di Stato che all'Arma dei Carabinieri. Un sommerso che non emerge non ancora. È un sommerso, c'è un sommerso perché c'è ancora qualcuno che si ostina, per i motivi di cui abbiamo detto prima, che si ostina a non denunciare o non avvicinarsi. Non è necessario denunciare come un fatto penalmente rilevante, noi possiamo comunque raccogliere le dichiarazioni della donna, ma anche dichiarazioni di persone vicine che conoscono le condizioni in cui vive quella persona loro vicina. Noi garantiamo l'anonimato di chi si approccia e chi si avvicina alla Polizia di Stato e siamo in grado di poter quantomeno richiamare ed emettere un provvedimento che ha delle conseguenze anche da un punto di vista personale, per quanto concerne la libertà personale o comunque della persona, del violento. Sono gli ammonimenti. Abbiamo i nostri uffici nella piena disponibilità a qualunque ora del giorno e della notte tramite le volanti dell'UPGSP durante le ore quotidianamente nei nostri uffici della divisione anticrimine. Il mio invito è di non tenere nascosto qualcosa che potrebbe in qualche modo determinare anche la morte di una persona a noi cara. Grazie al dottore Salvatore Montemagno, che è il dirigente della divisione anticrimine della Questura di Catania. Il progetto di cui abbiamo parlato stamattina è Progetto Rispetto, scuola, comunità insieme per il rispetto, assieme anche alla Polizia di Stato. Ci fermiamo appena pochi momenti e poi saremo di nuovo insieme. Stavolta parleremo di un altro argomento che fa discutere tanto, il tema degli autovelox. Cerchiamo di capirne qualcosa in più. A fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto sarà ancora a tratti instabile sul Medio Adriatico e su parte del Sud Italia, mentre sul resto del territorio prevarrà il sole. E in Sicilia la situazione sarà, come dicevo, a tratti instabile, con fenomeni a carattere sparso e temporali localmente intensi, ma comunque non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Attenzione ai venti che ovunque soffieranno sostenuti e le temperature massime toccheranno sulle zone costiere ancora i 24-26 gradi, qualche grado in meno invece nelle aree interne. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, tra mattina e pomeriggio avremo ancora della variabilità, specialmente sul comparto tirrenico, con rovesci di pioggia che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore, mentre sul resto dell'isola il tempo sarà stabile. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni, localmente saranno in lieve calo. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Devo salutare in studio qui con me, buongiorno, l'avvocato Andrea Carmanello. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. È un argomento spinosissimo quello dell'autovelox. È assolutamente antipatico. È antipaticissimo perché ci sono diverse posizioni, ma ce n'è una che è quella della Cassazione, sì, che in qualche modo
ha provato a mettere ordine nel 2024, nel senso che ha chiarito un concetto: serve l'omologazione. Assolutamente. Però diciamo che si sta facendo qualche cosa per trovare non dico a risolvere definitivamente la questione, però a mettere il cittadino nelle condizioni di. Sì, questo è assolutamente vero. Che cosa sta succedendo? C'è una nuova piattaforma? Sì. E a questa ci si può rivolgere in qualche modo? Sì, no? Da un paio di giorni il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha introdotto l'obbligo per gli enti locali di censire, in qualche modo registrare tutti gli strumenti che ci sono nel nostro territorio, e in qualche modo il cittadino potrà così fare un primo controllo preliminare su quelle che sono le caratteristiche e la documentazione inerente a quello strumento per il quale lui ha preso la multa. Quindi l'obbligo semplice. che è rivolto a tutti, a comuni, Sì, alle tutti gli province, enti. alla polizia stradale, ai carabinieri, a tutti proprio tutte gli le autorità e gli enti locali che sono dotate di strumento di rilevazione della velocità. Cosa devono fare questi enti? Gli enti devono registrare entro 60 giorni, da adesso fondamentalmente, gli strumenti e la documentazione che hanno degli strumenti. È vero che dalla sentenza del 2024, della primavera del 2024, l'ordinanza, anzi mi correggo, della Cassazione, questa difformità tra approvazione e omologazione e quindi l'assenza di questo ulteriore accertamento vada a invalidare lo strumento. Questo ormai è un principio consolidato che ha visto numerosi giudici di pace e tribunali uniformarsi, non ultimo il giudice di pace di Bencavilla il 20 settembre di quest'anno. Questo che cosa significa in termini molto pratici per gli automobilisti che si vedono recapitare una multa per eccesso di velocità registrata da uno strumento di misurazione elettronica della velocità? Perché non tutti sono soltanto autorizzati, ce n'è qualcuno che è anche omologato? Qualcuno è omologato, attenzione. Ma qual è il problema dell'omologazione rispetto all'autorizzazione? È un problema particolare perché sono due procedure diametralmente diverse. L'approvazione è una procedura preliminare di natura molto generica che va a indicare che quello strumento può essere adatto a eseguire quella determinata attività, cioè a rilevare la velocità. L'omologazione è un controllo molto più specifico che va ad eseguire a campione sui singoli strumenti che sono registrati al MIT, al Ministero, un controllo specifico sulle caratteristiche e sulla capacità dello strumento di funzionare. Quindi che cosa significa? Che a secondo del modello, perché ci sono tantissimi modelli evidentemente che sono in circolazione, ce ne può essere uno che è più attendibile rispetto ad un altro nella misurazione, nella rilevazione, diciamo, della velocità, però se è soltanto autorizzato rispetto a quello omologato, la multa sarebbe irregolare e potrebbe essere annullata dall'autorità che si decide di adire, vuoi il prefetto, vuoi il giudice di pace. Come si deve comportare il cittadino? Quindi prima va sul portale adesso, verifica se... Innanzitutto dovrebbe ricevere l'annosa busta verde. Una volta che arriva questa multa. Deve essere tempestivo, perché l'avverbio tempestività è fondamentale per il cittadino in questi casi. Deve controllare se nella multa che gli è stata recapitata ci siano riferimenti dello strumento e se si parli di semplice approvazione non venga indicata anche l'omologazione. Adesso c'è la possibilità che l'ente abbia previsto la registrazione dello strumento utilizzato in questo portale introdotto dal MIT e pertanto può confrontare se i dati indicati nel verbale siano quelli corrispondenti da quelli che l'ente ha introdotto in questo famoso registro telematico da un paio di giorni a questa parte. E se l'ente, torniamo alla celerità, anche per l'ente serve adesso la celerità perché entro 60 giorni deve assolutamente provvedere intanto a dichiarare qual è il suo apparato e dove è posto e dire anche quali caratteristiche ha. Esatto, e quali sono le verifiche che sono state eseguite su questo strumento utilizzato. E nel caso in cui non adempisse entro i 60 giorni, lo strumento deve essere spento, questo lo dice chiaramente il MIT, quindi è evidente che ci deve essere una corsa da parte degli enti a provvedere a questo adempimento. Ma la difficoltà dell'omologazione da cosa dipende? Perché questi apparati che oggi vediamo sulle strade delle nostre città
sono soltanto autorizzati e poi non omologati. Perché non avviene l'omologazione? Io Perché ritengo- vengono installati senza l'omologazione? Perché la maggior parte, abbiamo detto, sono installati senza essere stati omologati. Io ritengo che ci sia un principio sano in questo, paradossalmente. E il principio sta nel fatto che l'obiettivo dello strumento è quello di creare delle abitudini alla guida. Quindi è una corrette. deterrenza. Assolutamente, è un deterrente, lo vediamo sulla nostra circonvallazione. In questo anno ha comunque cambiato le abitudini degli automobilisti, lo vediamo su via Regione Sicilia a Palermo, per dire le arterie principali che abbiamo in Sicilia, ma è anche vero che la celerità può determinare in alcuni casi una violazione di quelli che sono gli adempimenti amministrativi, burocratici previsti dalla legge. Quindi comprendo l'esigenza degli enti di garantire la sicurezza nelle strade, ma allo stesso tempo questa deve essere eseguita nel rispetto delle normative. Ma questa omologazione, perché? E torno alla questione, c'è una difficoltà oggettiva? Esiste un ente preposto per Sì. l'omologazione? Sì, e perché questo ente in maniera autonoma, dopo aver avuto notizie che è stato installato un autovelox, non interviene per effettuare l'omologazione? Ha bisogno di una richiesta? Assolutamente sì, perché lo strumento nasce da un soggetto privato che lo realizza fisicamente. Una volta realizzato, la spiego in maniera spiccia, dovrà chiedere l'omologazione al Ministero. I tempi tecnici spesso fra bandi di intervento e anche iniziative, mi viene in mente l'ultima iniziativa che è stata lodevole da parte della Prefettura di Catania, che ha disposto l'introduzione nei nostri comuni proprio per garantire la sicurezza, e questo è l'obiettivo principale, fa sì che i tempi non ci siano molto spesso, quindi ci si limiti ad approvare, che è una cosa molto più veloce, molto più celere, piuttosto che attendere l'omologazione Però del c'è MIT. un vulnus in quella che è la norma, perché Assolutamente sì, ma questo vulnus della norma nasce a sua volta da un principio di un'irregolarità di una società che è stata acclarata dalla Procura della Repubblica di Cosenza. E allora chiedo E quindi- scusa a questo, ma perché se a monte c'è una irregolarità si permette ancora l'installazione di questi strumenti? Vanno bloccati, Sì, cioè su se lo questo non c'è strumento dubbio. è autorizzato sicuramente ma non è omologato, questo strumento non può andare sulle strade. Assolutamente vero. Mi permetta insomma di intervenire da questo ragione, punto di vista, ha perché io ragione. non posso, è la stessa, se io sulla mia auto viaggio senza avere avuto l'autorizzazione a viaggiare, cioè quindi non ho fatto la revisione, non posso viaggiare. Non può viaggiare. Il Mi principio è uguale. mi assumo la responsabilità. Certo. Quando vengo diciamo, bloccato e controllato, vado incontro al sequestro del mezzo, alla sanzione amministrativa. Come si permette ad un'azienda di produrre ancora senza l'omologazione? Dovrebbero essere immessi sul mercato Questo con non c'è omologazione. dubbio. Ritengo che siamo in un momento di interregno di applicazione di questo principio e spero che gli enti locali possano essere solerti in questo, ma soprattutto che il Ministero possa in qualche modo risolvere questa problematica, perché si susseguono sentenze della Cassazione dall'ordinanza del 24 che sono adese a questo principio completamente. Insomma, la questione non la risolviamo certamente No, noi non la qui. risolviamo noi, però possiamo dire ai cittadini che se si trovano una multa con un autovelox solamente approvato e non omologato possono proporre ricorso, questo sì. Poi ovviamente spetterà al giudice di pace O al prefetto o al adito prefetto decidere sulla questione. Perché magari, che ne so, uno stava andando a 52 piuttosto che a 50, sto facendo un esempio, è una trasgressione fra virgolette, ma se uno va a 100 dove si deve andare a 50, forse in quel caso probabilmente, per quanto possa essere starato questo strumento, ha rilevato una infrazione. Beh, questo sta anche nella sensibilità di ciascuno di noi, dei cittadini, se decidere o meno di fare ricorso, ma al di là di questo è innegabile che questa nuova introduzione di questo censimento possa sì comportare, diciamo così, un adeguamento, anche se non è una reale omologazione, attenzione, perché il problema rimane, ma rimane tutto il pregresso da risolvere comunque, perché da ora in poi la legge civile non ha valenza retroattiva, solo la legge penale ha valenza retroattiva. Quindi secondo per il tutti principio i verbali che sono già stati emessi non si può fare nulla. Non si possono sanare retroattivamente. Adesso però da questo momento ora in poi la questione diventa un uno po' più può andare a interessante. vedere sì, no. Esatto, e quindi fare un confronto già a priori. Avvocato, abbiamo capito qualcosa, ma speriamo di poter... Speriamo di essere stati d'aiuto. Esattamente, io la ringrazio, grazie a voi all'avvocato sempre. Andrea Carmanello che ci ha parlato di questi autovelox che devono essere anche omologati, oltre che autorizzati.
Siamo con questo portale che è entrato in azione soltanto un paio di giorni fa, credo l'altro ieri, se non dico male, quindi quando e semmai doveste ricevere una bustina verde, come diceva l'avvocato, guardate bene se tra le indicazioni, tra le caratteristiche c'è messa anche l'omologazione. Se non ci dovesse essere, ci sono gli elementi per poter proporre ricorso. adire, come diceva qualcuno, da un punto di vista giuridico si dice così, ricorso oppure proporre ricorso. Grazie. Grazie a voi. Grazie Buona allora giornata. all'avvocato Carmanello, ci fermiamo, fra poco andremo a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, per raccontarvi una bella storia di solidarietà. Restate insieme a noi. Allora, di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, come anticipato andiamo a Chiaramonte Gulfi, siamo in provincia di Ragusa, vi raccontiamo una bella storia di solidarietà per un piccolo del Madagascar, che è questa splendida isola che si trova a sud dell'Africa, proprio meridionale. Andiamo da Veronica Barbarino, insieme a lei ci sono Giuseppe Bellio e Rosario Scifo, buongiorno, che sono dei volontari della protezione civile, ma non ci sono soltanto loro. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, oggi come detto siamo a Chiaramonte Gulfi con due volontari della protezione civile del gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi che ci racconta bellissima storia fatta dal Madagascar. Con noi c'è anche il piccolo Zahel che è il protagonista di questa storia e la mamma. Spieghiamo perché ci troviamo. Il gruppo Alfa di Chiaramonte lavora, va in missione in Madagascar e noi anche in parti dove c'è la guerra sia civile che la guerra, come purtroppo sta accadendo in questo periodo, e voi andate lì con delle missioni umanitarie, giusto? Giusto. Noi andiamo ovunque ci sia bisogno, però già dal 2007 siamo andati la prima volta in Madagascar e annualmente, nel momento in cui abbiamo visto le realtà che ci sono, dal 2007 al 2025 siamo andati sempre. Nel 2022-2023 eravamo in missione in Madagascar e l'ultimo giorno eravamo sulla capitale vicino ai Vaghi, dove c'è l'aeroporto di Antananarivo, e un prete salesiano ci presenta questa famiglia e vedi se puoi aiutarli, se puoi portarli in Italia, perché qua in Madagascar questo bambino non avrà nessuna speranza di essere salvato. Ci hanno dato tutte quelle carte che... Spieghiamo perché che cos'ha Zahel? C'è una grande malformazione sulla vescica, problemi sul bacino, agli organi genitali. È qualcosa di molto importante perché in Madagascar un'operazione del genere non si può fare. E niente, siamo ritornati in Italia, abbiamo dato le carte ai medici e i medici hanno detto che in Italia questa è una cosa che è fattibile. E quindi è cominciato l'iter burocratico per tutti i visti, per cercare i medici, per cercare gli ospedali, per cercare tutto. 3 anni di burocrazia. 3 anni di burocrazia che per fortuna sono bastati, perché il bimbo è ancora qua con noi, perché capite che in Madagascar non c'è tutta quella pulizia dove si può infettare da qualsiasi cosa. Questo bimbo ha una malformazione che è fuori dallo stomaco e capite che a infettarsi non ci vuole poi tanto. Allora, per Veronica, fortuna esistono anche i bambini. Sì, vi chiedo scusa, dobbiamo cercare di essere più veloci nei tempi. Abbiamo capito che ci sono state lungaggini burocratiche, però alla fine si è riusciti a mettere insieme e le autorità sanitarie e anche l'apporto della regione siciliana e la solidarietà anche di alcune famiglie del posto e non solo. Tutto questo ha portato alla possibilità che questo intervento diventi una realtà, e quando si farà l'intervento sarà un momento importante, credo 2 mesi al massimo si farà questo intervento.
No, l'intervento si spera il 14 di questo mese che si fa l'intervento. A Roma, ricordiamo. Sì. Sì. Il costo complessivo dell'intervento è di 15.000 euro ed è sostenuto dalla Regione e dal Ministero della Salute, vi è un capitolo apposito, giusto? Sì. E raccontiamo invece che le spese per far arrivare la mamma con il bambino qua in Italia, a Chiaramonte, sostenuto alloggio offerto da voi. Del gruppo, sì. Tutto questo è tutto a spese nostre, sia il viaggio dell'andata, sia il ritorno, sia il fatto di essere qua con noi. Adesso lo dobbiamo andare a portare all'ospedale di Roma. E quindi Tutte le cure poste per noi. sono tutte nostre. E questo è un gesto davvero di grandissima solidarietà. La mamma ci può dire, parla l'italiano la mamma? Francese, allora è un po' più complicato, però possiamo certamente intuire che lei vive un momento di grande felicità perché può risolvere un problema al suo piccolo che altrimenti non avrebbe potuto risolvere. Fra le altre cose, parte della famiglia è rimasta in Madagascar, quindi c'è anche questa difficoltà di vivere a distanza e di tenere un rapporto di famiglia a distanza. Sì, ha esternato tutta la propria felicità verso il nostro gruppo e chi l'ha aiutato. È anche molto, molto dispiaciuta perché in questi giorni in Madagascar sta vivendo una situazione di guerra civile e quindi lì ha lasciato il marito e altri 3 bimbi ed è un pochettino così, è molto, molto pensierosa e molto dispiaciuta. Quindi c'è grande preoccupazione, è combattuta da una parte la felicità perché il bimbo speriamo possa risolvere definitivamente i problemi, dall'altra c'è il pensiero perché è rimasto a casa, gli altri figli e anche il marito. La comunità di Chiaramonti, mi interessa anche questo, come si interfaccia, come in qualche modo sostiene, aiuta, supporta la mamma e il piccolo anche. Ma diciamo che la comunità è molto, molto vicina e anche l'amministrazione è molto vicina, nel senso che non che ci sta aiutando con fondi o meno, però sai, già tutte le famiglie gli comprano delle cose, gli vogliono comprare dei regalini e lui è al centro dell'attenzione. Questo lo sta facendo sentire un po' meglio perché capite che andava a subire delle cose che potrà stare in ospedale anche un mese intero e si sta godendo, ecco, tutte queste attenzioni di tutta la popolazione di Chiaramonte e anche di un altro comune vicino che è Giarratana, che l'ha avuto come ospite un paio di giorni. Veronica, torno da te per gli ultimi 2 minuti di collegamento. Ok, niente, io volevo fare raccontare al gruppo Alfa delle altre missioni. So che siete stati in Bosnia, sempre per aiutare i bambini. Sì, noi è dal 1997, quando c'è stata la guerra dell'ex Jugoslavia, che ci occupiamo di orfanotrofi i più poveri che ci possono essere nelle zone dell'Europa dell'Est. L'ultima missione è stata, per 2 volte siamo stati in Ucraina, siamo entrati a Kiev a consegnare a delle associazioni delle derrate alimentari e delle medicine. E la prima volta ci siamo montati nel camion e siamo entrati fino a Bulojanka e poi a Kiev. Siamo 2 settimane lì e questa era l'ultima. Poi siamo stati in Bosnia, siamo stati in Kosovo, siamo stati in Polonia, in Albania, in Romania, tutti orfanotrofi. Nel futuro cosa vedete? Noi viviamo la giornata, quello che viene prendiamo. Le nostre missioni umanitarie ci sono state sempre, perché la protezione civile non comprende tutte queste cose, ma noi il sociale l'abbiamo fatto
uno dei nostri obiettivi principali, a parte le emergenze che ci siamo ovunque in ogni caso. Veronica. Complimenti per la bellissima realtà. Qui accanto ci sono tutti gli altri volontari, ovviamente voi vedete soltanto E li salutiamo, una parte, certamente, ci e mancherebbe altro. rappresentanti. Però sono tutti qua e li salutiamo. Semplicemente una curiosità, ma la mamma e il piccolo, dopo l'intervento, dopo speriamo tutto vada per il meglio, hanno intenzione di rientrare in Madagascar oppure pensano, puntano magari a ricongiungere la famiglia dalle nostre parti, cioè in Italia, magari a Chiaramonte, visto l'accoglienza che hanno avuto? No, vogliono ritornare lì in Madagascar. Benissimo. Non Grazie. c'è questo progetto. Grazie allora Veronica Barbarino per essere stata con noi, collegata da Chiaramonte Gulfi, siamo in provincia di Ragusa, con lei anche Giuseppe Bellio, Rosario Scifo, volontari della protezione civile, anche la mamma del piccolo Zahel. In bocca al lupo, speriamo di vederlo magari in piena forma e di incontrarlo quando avrà risolto tutti i problemi. Grazie e una buona giornata a voi tutti. Adesso, ciao a tutti. grazie. Adesso come sempre è il momento di leggere le stelle, c'è l'oroscopo e dopo torniamo di nuovo con le ultime pillole dai quotidiani con Marco Carli. Buon giovedì ai 12, oggi la luna è decisamente creativa, saltando in acquario e abbracciando Plutone. Cosa avranno in serbo nel regno della fantasia dell'acquario? Vediamolo un po'. Ariete, per voi è uno spirito creativo molto forte quello che vi pervade, proprio perché l'assist che vi dà l'Acquario vi fa di nuovo recuperare fiducia nelle trasformazioni che insieme al vostro team di lavoro potete operare. Intanto in amore regna incontrastata la passione. Toro, per voi invece la Luna ha una pesante quadratura ai vostri gradi perché si unisce a Plutone e tenta di mettervi dei dubbi, probabilmente dubbi ragionevoli, dubbi ragionati, ma che vi fanno arretrare un po'. Per essere sicuri aspettate tempi migliori e soprattutto il momento in cui avrete le finanze maggiormente rinforzate. Gemelli, uno stimolo incredibilmente creativo oggi su Urano, peraltro pianeta dell'Acquario, che ospitate proprio voi nei vostri gradi. Luna e Plutone vi soccorrono in una maniera molto piacevole e vi danno degli assist che potete utilizzare bene come idee al lavoro. Cancro, per voi la giornata oggi è una giornata significativa, piena di passioni, piena anche di tante voglie e desideri. Oggi il vostro astro congiunto a Plutone riesce a essere particolarmente intuitivo e sottile e anche a scoprire delle verità nascoste con il vostro intuito proverbiale. Leone, per voi la giornata è una giornata di Luna e di Plutone in opposizione che gravano un po' sull'esercizio dei vostri gradi. Oggi vi sentite particolarmente stanchi e siete stanchi anche di aspettare, quindi mentalmente, proprio perché non volete ancora sostare in una zona d'ombra e aspettare gli sviluppi che tanto desiderate e per cui siete impazienti. Vergine, giornata oggi molto interessante proprio perché alla vostra tecnica si può unire una buona dose di fantasia e creatività, ma è soprattutto nella passione e nello stuzzicare in amore il partner. Mercurio invece nei vostri gradi è un po' in difficoltà con Giove, non trova le parole adatte per esprimersi. Bilancia, per voi la giornata è una giornata un po' complessa, Giove e Mercurio non vi fanno assolutamente gioco e probabilmente dovete accettare di raggiungere un compromesso tra quello che desiderate evolvere e che non è ancora ad un punto evolutivo e ciò che potete realmente fare nelle vostre possibilità perché questo avvenga. Pazientate. Scorpione, una giornata oggi particolarmente resa aggressiva dalla quadratura di Luna e Plutone su Marte che ospitate nei vostri gradi. Oggi c'è un po' di tensione, un po' di nervosismo e siete anche un po' sospettosi, come se vi sentiste presi in giro. Cercate di mantenere la calma e di avere la lucidità necessaria per decidere per il meglio. Sagittario,
La vostra giornata oggi ha una luna e un Plutone amico che possono trasformare gli impedimenti in giovamenti, ed è proprio lo spirito del Sagittario, quello di essere così positivista, allegro e positivo. Quindi cercate di utilizzare bene questo assist planetario per qualcosa di veramente utile, bello, valido. Capricorno, per voi la giornata vede Luna e Plutone trasformare proprio sotto i vostri occhi i sentimenti, vi sentite diversi, vi sentite nuovi, ed è proprio quello che la profondità del vostro pianeta Saturno sta cercando negli abissi sentimentali dei pesci, dove risiede per adesso. Acquario, la Luna oggi vi rende protagonista congiungendosi ad un creativo Plutone nei vostri gradi, ritrovate creatività, energia, forza, motivazione. Solo Marte in quadratura vi impedisce a livello pratico di essere totalmente sereni, perché c'è qualche bega da sbrigare. Pesci, la giornata oggi vede una Luna e un Plutone andare d'accordo con Saturno e anche il vostro pianeta Nettuno, per cui oggi vi sentirete molto forti, avrete l'idea giusta e sarete molto affascinanti e coinvolgenti. Allora, è il momento di tornare di nuovo agli aggiornamenti dai quotidiani, ma online soprattutto stamattina, perché facciamo gli aggiornamenti su Flottiglia. Sì, Angelo, perché andiamo sull'ANSA per vedere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti che vi diamo subito con Tel Aviv. I passeggeri di Flottiglia verso Israele stanno bene, questo è quello che avevamo letto anche poco fa nel tuo aggiornamento durante la rassegna stampa. Nelle navi intercettate, lo ricordiamo, 22 italiani, gli attivisti che dicono altre 23 barche in rotta su Gaza. Abbiamo visto prima tutte le rotte delle varie imbarcazioni, tra le imbarcazioni fermate anche quella dei politici croati e scuderi. Il ministro Tajani sta riferendo alla Camera sulla situazione a Gaza, e c'è anche una breaking news: alla statale di Milano occupata, pronti per lo sciopero generale, ricordiamo, proclamato da 2 sigle sindacali per la giornata di domani. Noi che siamo avventurosi, Angelo, facciamo un passaggio particolare, lo facciamo dalla Flottiglia allo sport, per cui alla Gazzetta dello Sport, per darvi 2 note legate a quello che è successo ieri. Lo sappiamo, Champions League, con il pareggio della Juventus in casa del Villarreal 2-2 al 90°. Signora che spreco, infatti è il titolo della Gazzetta dello Sport, esattamente, con il gol dell'ex e il gol ancora di Conceição che aveva portato in vantaggio la Juventus. E poi invece il Napoli, che ha battuto lo Sporting Lisbona con la doppietta di Højlund e gli assist di De Bruyne, questi 2 biondi che sono riusciti a portare il Napoli al primo successo in Champions per quest'anno. Grazie Marco, noi ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia per oggi, torniamo domani mattina come sempre alle 8. A tutti una buona giornata.